Un appuntamento ormai consueto, una buona abitudine che, forse più di ogni altra iniziativa, ha contribuito a porre il problema dell'identità e a rivalutare a tutti i livelli la lingua sarda. Abbiamo la conferma di questo sia nella fioritura di iniziative relative alla lingua, sia nella moltiplicazione dei premi di poesia sarda che rivelano l'interesse crescente per questi aspetti culturali che Ozieri ha valorizzato. Abbiamo parlato più volte di ciò che il premio Ozieri ha fatto, innestando la cultura sarda nella più vasta cultura nazionale ed europea e proponendo talvolta per molti un'alternativa alla cultura ufficiale, come risulta dal fatto che la risposta al premio non è venuta solo dagli umili ai quali il premio si era prevalentemente rivolto con lo scopo di dare una voce a chi voce non aveva mai avuto, ma anche da uomini di cultura che hanno riscoperto la cultura delle loro radici e che in sardo hanno ritrovato la loro vera voce, senza rinunce, senza ritorni incongrui e anacronistici al passato come si era temuto, ma addirittura affiancandosi all'avanguardia dei movimenti poetici europei. Ma il premio Ozieri resta essenzialmente il premio dei sardi, di coloro cioè che non hanno altra lingua e che in questa lingua materna, lingua dell'infanzia, lingua quotidiana, trovano l'espressione più vera e più genuina della loro realtà, del loro sentimento e del senso stesso della vita. Come interpretare altrimenti il concorso sempre più numeroso di poeti, anche delle giovani generazioni, e soprattutto degli emigrati, sradicati dalla terra e dalla realtà in cui vivevano, che nella lingua e nella poesia ritrovano le radici di una realtà che sono stati costretti ad abbandonare, ma che resta tuttavia la realtà da cui vengono le certezze, la realtà di cui si ha nostalgia, la realtà del sangue, della carne e della speranza. L'uomo ha bisogno di certezze per vivere e anche di speranze. Certezze sono la terra d'origine, sono gli affetti, i pensieri e i sentimenti comuni e anche la lingua nella quale si esprimono. E la speranza è quella del ritorno a queste certezze. E anche la speranza, nel nostro caso, parla sardo. Senza per questo che essere sardi e parlare sardo costituisca una limitazione. Il premio Ozieri lo ha sottolineato più volte. Proprio difendendo la loro voce sarda, i sardi partecipano alla realtà italiana ed europea, perché la Sardegna è Italia ed è Europa e mondo, e i sardi non possono approdare a una realtà più vasta senza partire dalla realtà in cui la storia li ha collocati. Il mondo comincia dalla Sardegna, è l'orizzonte familiare del paese, e il sardo, la loro lingua, l'immagine del loro mondo, o meglio la loro immagine del mondo, è per i sardi l'espressione più compiuta e fedele della loro presenza nella storia. E questo hanno ben compreso i nostri poeti, che non cercano più nella poesia la trasfigurazione arcadica, la fuga da una realtà subita passivamente, ma vogliono partecipare attivamente e consapevolmente alla costruzione di una nuova realtà, perché hanno capito che la poesia è presenza e partecipazione, non evasione né consolazione. La poesia è lotta. E questo è tutto il senso del premio Ozieri, che ormai si contraddistingue per il suo impegno culturale e sociale e che ha lasciato per questo una traccia profonda nella cultura sarda, offrendo sicuri orientamenti e suggerimenti validi,
per tutti coloro che in Sardegna vogliono far poesia, non disancorata dalla nostra realtà. Superata l'Arcadia e la poesia legata al canto, che pure aveva educato i poeti sardi alla musicalità e al ritmo, conquistato il senso dell'aderenza della poesia alla vita reale del popolo, Ozieri è riuscito a imporre un'attenzione crescente ai valori formali della poesia,